Buongiorno e ben ritrovati con l'informazione su Telefriuli. Ancora furti in Friuli Venezia Giulia. Questa volta andiamo a San Daniele, dove si è verificato un maxi colpo alla Mabi, oggetto proprio di un maxi furto. I ladri hanno sfondato la porta d'ingresso dell'azienda, hanno sottratto dal cavò numerose borse di grandi marche. È stata utilizzata, pensate, una tecnica militare. Ci colleghiamo allora con Davide Vicedomini, che si trova a San Daniele, con il titolare dell'azienda, Mario Biasuti. A te, Davide. Ci troviamo a San Daniele, alla Mabi, con il titolare Mario Biasuti. Dietro alle sue spalle il portone che è stato sfondato questa notte, un furto ingente. Cosa è successo? Beh, è successo che alle 3 di notte ha suonato l'allarme, io sono collegato con la vigilanza e anche con la videosorveglianza e chiaramente mi sono accorto, e anche la vigilanza si è accorta, che avevano divelto il portone, il primo portone, anche il secondo, ed erano entrato nello stabilimento. E quindi subito sono intervenuti, il corpo vigile è intervenuto, però il furto è durato pochissimi minuti, calcoliamo circa 5 minuti, quindi hanno fatto un'operazione molto veloce, molto ben fatta. Con una tecnica particolare? Una tecnica che hanno bloccato gli accessi, addirittura hanno buttato dei chiodi, in modo che mi pare che i carabinieri hanno avuto problemi a intervenire, e anch'io quando sono arrivato ho dovuto fare un giro diverso perché altrimenti avrei bucato le gomme. Quindi una tecnica quasi militare. È la terza volta in un anno e mezzo, però ne avete subiti altri di furti? Siete stanchi, stufi, amareggiati? Diciamo che purtroppo a questo punto non sappiamo, io psicologicamente mi sento molto male, perché evidentemente un furto del genere che si è ripetuto con la stessa tecnica, anche se avevamo cercato di rinforzare sia i portoni sia un po' tutta la vigilanza, però purtroppo sta succedendo che siamo presi di mira e in un anno e mezzo abbiamo già avuto il terzo furto. Cosa farete a questo punto? Adesso stiamo pensando, sicuramente cercheremo di adottare dei sistemi che ci permettono di essere più sicuri, soprattutto perché veramente sta diventando impossibile vivere in questa maniera. Bene, la ringrazio, da San Daniele è tutto, vi restituisco la linea. Grazie ovviamente a Davide. Se avremo aggiornamenti vi daremo nel corso delle prossime edizioni. Sul caso stanno indagando i carabinieri del radiomobile di Udine e della stazione di San Daniele del Friuli. Una scossa di terremoto è stata avvertita ieri notte alle 4:28 nella zona di Claut e comuni limitrofi, quindi siamo nella fascia della montagna pordenonese. L'epicentro è stato registrato a 8 km a nord-est di Claut, ad una profondità di 10 km. Secondo i rilevamenti la magnitudo è stata di 2,2. Un nuovo rogo è divampato questa mattina attorno alle 8:30 nei pressi della foiba di Basovizza, e subito si è messo in moto tutto l'apparato della sicurezza. La situazione ora è nettamente sotto controllo. Quanto alle origini delle fiamme si pensa al dolo. Ci aggiorna da Basovizza il nostro Andrea Pierini. A te la linea. Non c'è pace in questa estate del 2022, anche oggi il personale dei Vigili del Fuoco, della Guardia Forestale e della Protezione Civile sono dovuti uscire per l'ennesimo incendio boschivo. Oggi siamo nella zona della foiba di Basovizza, che è da quella parte non troppo lontano. Qua c'è un crinale, poi scende verso San Dorligo della Valle. Un incendio è scoppiato questa mattina intorno alle 8:30, subito sul posto Vigili del Fuoco, Protezione Civile e Corpo Forestale, che hanno affrontato le fiamme, un fronte di circa 1000 metri quadrati, e poi grazie all'elicottero in circa 2 ore sono riusciti ad averla meglio. Adesso, come purtroppo abbiamo imparato a conoscere in quest'estate, iniziano le opere di bonifica per chiudere potenziali focolai, e anche questo lavoro al momento è concluso, ma chiaramente l'attenzione resta altissima, mentre qua ovviamente proseguono le indagini per capire se si tratta di un incendio, molto probabilmente vista la zona, doloso, o se le cause possono essere ascrivibili a qualche altra cosa. Aveva creato nel suo campo rom una vera e propria montagna di merce rubata, che poi veniva puntualmente rivenduta. Condannato per ricettazione un 46enne rumeno, e ovviamente di lui si erano perse le tracce. È stato rinvenuto e trovato a Fernetti dai carabinieri ed è quindi stato arrestato.
Fermato al valico di Fernetti, era pronto a bordo di un bus di linea diretto in Romania a lasciare l'Italia. Con sé un 46enne rumeno sul quale pendeva un mandato di cattura dal momento che doveva scontare 8 mesi di reclusione per reato di ricettazione, aveva numerosi borsoni. È stato arrestato dai carabinieri di Villa Opicina, un accumulatore seriale. Nel suo campo rom fuori dal Friuli Venezia Giulia, nei pressi della sua baracca, aveva creato una sorta di montagnola all'apparenza di soli rifiuti. In verità in mezzo agli scarti e al materiale accatastato si nascondevano smartphone, confezioni di profumo, il necessario per la cura del corpo delle migliori e rinomate marche, il tutto frutto di furti avvenuti chissà dove, merce che era a disposizione di chiunque avesse voluto concludere un buon affare. In un lampo però quella montagnola è sparita e la stessa sorte è toccata al 46enne rom che nel frattempo, dopo la denuncia di ricettazione, è stato condannato. A rintracciarlo nei giorni scorsi sono stati i carabinieri che lo hanno condotto dritto in carcere. La notizia ci è appena arrivata, incidente poco dopo le 12 di oggi sulla A4 all'altezza del chilometro 482 in direzione Trieste. Siamo tra l'uscita e l'entrata del casello di San Giorgio di Nogaro, ferito un motociclista finito malamente a terra, presente sul posto la polizia autostradale del COA. Si segnalano lunghe code e file di mezzi sia prima del luogo dove è avvenuto il sinistro che all'ingresso di Latisana, questa volta anche a causa del traffico intenso, visto che Autovie Venete ha pronosticato per questo fine settimana e fino a Ferragosto traffico da bollino rosso. I comitati nati a salvaguardia del lago di Cavazzo chiedono alla Regione Friuli Venezia Giulia e alla politica di verificare la conformità delle procedure che porteranno alla realizzazione da parte della SIOT di 2 centraline di cogenerazione. La Valle del Lago ha già sofferto abbastanza tra centrale idroelettrica, oleodotto e pure autostrada. Ferma Franceschino Barazzutti, sentiamolo. La SIOT andrà a costruire delle centraline di cogenerazione sul territorio friulano, non solo nel comune di Cavazzo Carnico, dove abito io, ma anche a San Dorligo della Valle, Areana del Roiale e nei comuni di Paluzza e Cercivento. Saranno costruite queste 2 centraline di cogenerazione con dei camini altissimi di 15 e 16 metri che andranno a deturpare sicuramente il paesaggio a livello paesaggistico ma anche a livello ambientale, della salute delle persone che abitano. La Val del Lago è anche una vallata interessata da venti, quindi ci sarà una propagazione altissima sia degli inquinanti che delle polveri. La Valle del Lago ha già abbastanza sofferto. Allora ci rivolgiamo al Presidente della Giunta regionale che prenda in mano questa cosa e anche deputati, consiglieri regionali, tutti quanti prendono in mano questa cosa, ecco, e verifichino se le procedure seguite dall'assessorato siano conformi. Siamo scesi in piazza subito perché questo progetto è di un'assurdità impressionante, dato che c'è di mezzo sia il territorio che la salute delle persone. Infatti ci appelliamo ai sindaci, perché specialmente quello di Cavazzo, che è uno dei diretti interessati, per portare avanti questa causa verso il TAR e affrontare la situazione in una maniera congrua. Stato dei mari e dei laghi, soprattutto quelli del Friuli Venezia Giulia, sotto controllo. Presentati i risultati delle analisi dei campioni d'acqua prelevati dai volontari e volontarie di Goletta Verde sulle coste del Friuli Venezia Giulia. Solo un punto su 10 campionati è risultato essere fortemente inquinato. Dati positivi, nettamente quindi controtendenza rispetto al resto d'Italia. Il servizio. È fuori legge il 32% delle acque costiere dei laghi analizzate da Legambiente durante le campagne Goletta Verde e Goletta dei Laghi 2022. È stato trovato inquinato, fortemente inquinato, quasi un campione su 3, prelevato e sottoposto ad analisi microbiologiche in 18 regioni e 37 laghi italiani. Situazione decisamente migliore in Friuli Venezia Giulia, 10 punti campionati dai volontari e volontarie della Goletta Verde nella giornata del 1 agosto. In totale sono state prese in considerazione 4 foci, 5 punti a mare e 1 punto nella laguna di Marano. Solo una zona è stata giudicata fortemente inquinata e si tratta della foce del Rio Fugnana tra via Battisti e l'incrocio con Largo Caduti per la Libertà nel comune di Muggia. Altra nota dolente, l'informazione ai bagnanti. Solo in uno dei 10 punti monitorati è stato segnalato il cartello informativo sulla qualità delle acque, ormai da anni obbligatorio per legge. Gli altri punti monitorati da Goletta Verde risultati entro i limiti di legge sono la spiaggia di Viale Miramare nel comune di Trieste, la spiaggia di Sistiana nel comune di Duino Orisina, la spiaggia Libera in località Marina
Iuli a Monfalcone, la foce del fiume Isonzo in località Punta Sdobba a Grado, la spiaggia di Viale del Sole a Grado, la foce del fiume Stella Precenicco allo scarico del depuratore di Lignano Saviadoro, il lungomare di Lignano e la foce del fiume Tagliamento sempre a Lignano. Torniamo a parlare per un momento di incendi, perché ormai è da settimane che si parla di dolo, di colpa, di cause accidentali. Ci sono tanti rumors che stanno un po' destabilizzando anche l'ambiente investigativo e quello dei Vigili del Fuoco. Una nota è appena arrivata adesso dall'ufficio comunicazione dei Vigili del Fuoco. Da più giorni l'ufficio proprio in questione, quindi i Vigili del Fuoco del Friuli Venezia Giulia, che ha il compito di coordinare la comunicazione regionale per le attività dei Vigili del Fuoco del Friuli Venezia Giulia, sta ricevendo richieste di conferme su voci che danno come dolosi gli incendi boschivi e di interfaccia che hanno colpito il territorio di competenza in quest'ultimo periodo. Per quel che riguarda, scrivono i Vigili del Fuoco, a tutt'oggi non esiste nessuna certezza sulle cause di tali incendi, quindi non è possibile escludere e confermare nulla. Anche questa mattina è stato chiesto a componenti del sopracitato ufficio di confermare una notizia che si asseriva giungere da fantomatiche fonti dei Vigili del Fuoco di un incendio doloso nella serata di ieri, per il quale è anche stato arrestato il responsabile. Si precisa che le uniche fonti dei Vigili del Fuoco, che peraltro comunicano le notizie per iscritto, sono le direzioni centrali, le direzioni regionali, gli uffici dei comandi, oltre che i canali di comunicazione ufficiali del Corpo Nazionale dei Pompieri. Altresì fonti di Vigili del Fuoco sono considerate interviste o dichiarazioni rilasciate dal personale dei Vigili del Fuoco autorizzato e inequivocabilmente identificato. Tutti gli altri rumors che giungono al di fuori dei sopracitati canali sono da considerarsi notizie infondate. Si precisa inoltre, si conclude la nota, che qualora un qualche responsabile di un reato venisse identificato o fermato, la divulgazione di tale notizia non spetterebbe ai Vigili del Fuoco ma alle competenti autorità giudiziarie. Tanto insomma, per fare un po' di chiarezza su situazioni che ormai vanno avanti da diverse settimane, che stanno interessando soprattutto il Friuli Venezia Giulia. Chiudiamo con la cultura. Grande successo ieri sera a Pordenone, in piazzetta Pescheria, per la prima esibizione pubblica dei giovani talenti della formazione 2022 della Gustav Mahler Jugendorchestra. Stasera la stessa formazione sarà in concerto alle 20:30 al Teatro Verdi di Gorizia e domani sempre alle 20:30 al Duomo di Gemona. Piazzetta Pescheria a Pordenone ha ospitato i giovani talenti della Gustav Mahler Jugendorchester, la più celebre orchestra giovanile al mondo, per una settimana ospite di una residenza artistica al Teatro Verdi di Pordenone. 110 giovani promesse della musica mondiale, provenienti da 18 paesi europei, tutti di età compresa tra i 18 e i 26 anni. A Pordenone l'orchestra, fondata 35 anni fa da Claudio Abbado, sta affrontando un percorso formativo esclusivo in vista del Summer Tour Internazionale 2022. Stasera e domani altre 2 appuntamenti in regione per poter ascoltare i giovani musicisti. Prima la Gustav Mahler Jugendorchester si esibirà al Teatro Verdi di Gorizia e poi domani al Duomo di Gemona. In programma Mozart e Janacek. Tra i musicisti anche Francesco Venudo, violinista pordenonese classe 2000, e Martina De Luca di Conegliano Veneto. Al termine del Summer Tour l'orchestra tornerà in regione per altre 2 date, a Trieste e di nuovo a Pordenone. Era questa la nostra ultima notizia del telegiornale Telefriuli, ma rimanete con noi perché tra qualche istante torneremo con A voi la linea. Grazie per l'attenzione.